preoccupare, donna Asdrubal, non vi preoccupate, donna Asdrubal è qui per voi, don Cicillo, è qui per voi a vostra disposizione e va solo su sua bruciata. E adesso ci penso io a tutto. Penserò io a tutto. Per il bene di Rosella. Che pensate? Per l'amore che io nutro ancora per Rosella. Che facete? Ho creato il brano comico. Rosella, ci pensi? Questo fede che tu porti nel grembo. Chi è che fede? Casa sta uno che fede, ma chi l'è frate? È Scostuma! Vedi il bambino? Che bravo! Per quel rambollo, per quel fede. Il rambollo. Ma va rambollo. un pallone, guarda che bomba, Quel fede doveva essere un feto mio. Fa quel fede tu. Hai capito? E allora per sto fede, per il tuo rambollo, mi sacrificherò tutto. Prenderò un quarto dei soldi che mi ha lasciato zia Clotilde e li metterò a vostra disposizione. E per prima cosa oggi, don Cicillo, offrirò io il pranzo. Però, siccome Rosella non si può muovere, non può uscire di casa, io manderò i camerieri fino a casa vostra, con tutta la pietanza che voi volete. È logico. Anche voi mangerete. Insomma, a capo di casa. Benissimo. Capo di casa. Ho sentito, ma è sorpresa che la manifattura di quel famoso vestito qua. Oggi ci mi dava la stoffa come avete guardato. Non c'è, non non c'è Bello, Rosella. Scusami, Totò, sono vezzi antichi. Sono rimembranze. Allora ci buttatelo, farci buttare. Immagina fa una magna dei pesci. Rosella, vai a preparare le posate. Ti raccomando, posate d'argento. 800, don Cicillo. Se non sono 800 io non mangio. No, 7,95. No, Totò, tu vieni con me a ordinare il pranzo. Ma ordino pranzo. Rosella e Cicillo vanno dentro a preparare la tavola. E noi ordiniamo il pranzo. Ma preparata, Olia. State attento creatura tu, capito? No, a Sasula. Ah, ma non c'è la parte di tuo fratello, che ma parte Non ti sbatti. No, chiaro, andiamo geniale. Tutta roba via. Sì, andiamo geniale. Andiamo a raccomando, Non ti preoccupare. Una bella frittura di pesce. I vago pazzi po' pesce. Portate a mille. Ti porto meglio pesce. a me piace un caviale. E due lenticchie per condurre. Caviale alle lenticchie. Non Guarda, ti preoccupate, caviale alle lenticchie. Mia moglie ci tiene per pesce, io l'ha già avvezzato malamente. Lo so, mi ricordo da giovanetta, gli è sempre piaciuto. Ditemi. Araos. Araos. Arrosto. Araosta. Ma non c'è. Prima marito visto la cammarella sorda. Lo va a fare a bucio la mano di Dio. Araosta. L'aragosta. Io sì, io non mi spremo bene, Esprimete meglio, fra. Spremono dentro e aspettateci. Con la tavola pronta con le posate 800. 800. raccomando, un bello secondino pure hai da buttare. Sì, purtroppo. Siamo i carcerati. Sì, Senti, Totò, che ci mangiamo? tutto quello che vuoi, il pranzo a tua disposizione. Adesso noi andiamo a una trattoria qui vicino. A una trattoria qui all'angolo dell'estate e metterà tutto a disposizione. Tutta a disposizione. Non è lontano. Non è lontano. No, è qui Quanta all'angolo. chilometri su? No, che chilometri? Sono appena 200 metri. 200 metri sulla destra. È vicino. Giriamo sulla destra. Sulla destra. Qual è la destra? Questa. Questa è la destra. Scendiamo i 200 metri sulla destra. Poi camminiamo ancora in fondo altri 200 metri. Giriamo a sinistra, ci sono certe scale, scendiamo. Dopo le scale c'è un lungo viale di 3 km. Fatto questo viale, noi giriamo ancora a destra, c'è un'arcata. Passato questa arcata, scendiamo a sinistra, ci sta una strada. Dice che lei è un occhio. Quanti chilometri sono? Ma è vicinissimo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare che saranno 20-30 km. Facciamo bene, ce ne hanno. Ma che dico bene? Andiamo così. Ma senti a me, Cascari, vieni, noi ti vogliamo aiutare. Ma ragioni, ma non mi vuoi buttare? Niente, che potremmo volere? Un mastro serve a nato giovane e io avevo pensato di pigliare a te che stai a spasso e non hai bisogno. Ma che va un mastro tuo, io non lo posso fare. Io cerco un lavoro onesto, pure se c'è a fuoco facchino. Ma se tu non vieni a parlare, come fai a sapere che si tratta? Non ti preoccupare, parti. Non posso venire. Stasera teniamo un appuntamento tutti quanti noi, a Marana. Rinda Massaria in Giolino. Ci manca solo tu. Io non posso venire, non voglio venire. E invece tu vieni. Non ti avvicinare perché è strillo. Perché quando il boss non strano comanda, sa dai segui. Sì, cosa potremmo, poi qui solo a voi. E tu a chi stai che vai tu? Io niente. Che sta, te ne faccio? No, niente. Come niente?
Parla, che è stato, Pascalino? Voleva uccidere perché sa tutta la verità. Ti voleva uccidere? Se è la verità. E parla. Parla. Ma non posso perché chi non uccidere? Finché tengo gli occhi aperti, non ti toccheranno manco un capello. Parla, Pascalino. Parla perché ti proteggi. Fammi sentire. Va ricordata la rapina che facette, no? La settimana passata. A Bascio Mercato. Sì. Quello che ha infamato il fratello vostro. È stata donna Enrica. No. E che la femmina che ha fatto la telefonata al commissariato è stata cainata vostra. No. Dio che infamità. Margherita! Margherita! Ma non ci sto. Non ci sto. Non ci sta. È sceso. È sceso. Ma la morte sta in collo, Pascalino. Vieni con me, vieni. Vieni con me. Andiamo, fammi presto, va a parte coppa e pigli tutto quello che ti serve. Ma muoviti quando non mi manco non mi da perdere, muoviti. Sì, ma va. Madonna, mi si scappa sta serata, festa, cielo, non vedi che c'è. Speriamo che va tutte cose buone. Mari, sarà mia, non c'è niente più. O che cane Enricuccio, ma chi te l'ha detto che se non volevi scappare? Ma io vi tengo un appuntamento. Un appuntamento? Ecco questo! Ma no, Mari, sarà mia. Enricuccio non ha detto che il signore l'appuntamento, è vero Enrico? Ma che morta Enrico! No! Ma l'hai accesa l'assassina! Che stia fino che la fa? Fama assassina! Non ti mettere paura, Margherita. E non ti chiagnere. Perché mo vai a fare compagnia a Enricuccia. Luigi, che hai fatto? Aspettava a noi. Sta femmina portava il cognome, frate me l'ha infangata. Dammi sta pistola, su, dai. Ma che vuoi fare? Dai, gittirammi sta pistola. Piglia Maria e portati al paese. Che Maria è una buona coglione come te. Non era nata per fare puttane, no. Portati al paese. Luigi, e tu? Manda sti due carogne. La già ci sia. Ricordati lassù. Io